abbiamo messo in piedi per tutta una serie di contingenze. Mi sono preso 2 anni di pausa, ma il richiamo era troppo forte, quindi alla prima occasione, che non è stata, come dire, un viatico molto semplice, ho voluto assieme a questi amici ritornare in questa società. È evidente che questa è l'occasione per dire a tutti voi che molti magari mi hanno mai visto il lavoro dietro le quinte assieme ai membri del direttivo è importante e vi sono, come dire, tutta una serie di situazioni che dovevamo risolvere. Abbiamo avuto un avvio forse anche problematico, forse anche con delle difficoltà, una messa a fuoco anche difficile, perché evidentemente abbiamo trovato una situazione che forse doveva essere, come dire, finalizzata, alcune situazioni incongrue che probabilmente non sono state gestite nella maniera corretta. Questo è il passato, siamo qua per il futuro, siamo qua con questa bellissima situazione dove con questa contrapposizione fisica tra genitori e adulti e ragazzi, scusate, i genitori devono essere il nostro fedele alleato, devono essere un nostro supporto, perché noi da questo punto di vista abbiamo delle ambizioni sportive, ma abbiamo anche delle ambizioni sociali, abbiamo l'ambizione di continuare il vostro lavoro di genitori. Non sempre ci riusciamo e dobbiamo coniugarlo questo anche con una situazione sportiva che a volte ci costringe a fare delle scelte anche difficili, sofferte, eccetera, eccetera. Però sappiate, vi rivolgo ai genitori, che noi facciamo tutto questo in maniera molto, molto serena e senza infingimenti, perché questo è il nostro spirito, il nostro entusiasmo, la nostra passione. Noi tutti facciamo questa cosa solo per la passione, non ci guadagniamo, mettiamo anche dei soldi di tasca nostra, perché abbiamo piuttosto che andare al casino, preferiamo venire a fare queste cose. Questa è evidentemente una forzatura. 2 parole solo ultime per il sociale. Noi siamo molto felici di essere in qualche maniera un veicolo per far conoscere Avato, perché loro in maniera molto indefessa e con grande passione, la stessa che noi mettiamo per lo sport, lo mettono per assistere delle persone più sfortunate di noi. È evidente che tutto quello che noi possiamo fare lo faremo, continueremo a farlo, l'abbiamo fatto per Teleton, perché credo che il sociale e sport e sociale siano lo stesso elemento che coniuga le due cose. Quindi da questo punto di vista noi siamo qua, perdonateci se talvolta facciamo degli errori, ma questi errori vedrete che con il vostro aiuto saranno patrimonio per il futuro. Il futuro l'anno prossimo io credo sarà più florido. Arriviamo con degli elementi e conoscenze più precise. Abbiamo l'ambizione, l'ho detto anche sulla stampa in un'intervista recente, di essere, come dire, il momento catalizzatore del calcio del centro storico e sulle isole del Liechtenstein. È evidente che noi tenteremo anche se riusciamo, di cambiare il nostro nome, chiamandolo Venezia, perché noi non siamo l'Unione, siamo in Venezia, siamo il centro storico, e quindi anche da questo punto di vista vogliamo essere individuati come serbatoio per i ragazzi del centro storico, delle isole, che vogliono fare un calcio sereno, con tranquillità, non misconoscendo sicuramente i risultati sportivi,
però le cose devono essere coniugate in maniera intelligente. Da questo punto di vista ce la metteremo tutta. Vi ringrazio e buon Natale a tutti. Luca Zane, che purtroppo non può essere presente qui in mezzo a noi questa sera. Tra l'altro devo dire che tutti i panettoni che verranno donati ai nostri piccoli e grandi atleti sono stati regalati alla società da Luca Zane. Allora, buonasera a tutti. Purtroppo, per problemi personali, oggi non sono presente per poter augurare un buon Natale a tutte le famiglie e a tutti i tesserati della Laguna di Venezia. Vorrei ringraziare tutti per la fiducia che avete dimostrato ancora a questa società. Dopo una turbolenta estate, tra mille difficoltà e mille incertezze, siamo riusciti a ripartire provando a portare avanti un progetto iniziato anni fa da mio fratello Stefano, Dennis Cecchi, Massimo Frattin, Mauro Bonini e Flavio Rossetto e molti soci collaboratori, credendo in un progetto che portava in Laguna ad essere la prima società dilettantistica non solo di Venezia ma di tutta la provincia. Una società che metteva davanti prima le persone, insegnando i valori dello sport e non solo. Una società sana e forte, dove vogliamo vedere delle persone, degli atleti orgogliosi e fieri nel far parte di essa. Vogliamo rivedere l'entusiasmo e l'amore per questa società negli sguardi dei nostri atleti. Anche se questo, nell'ultimo anno, non è successo, stiamo duramente lavorando tutti assieme, Presidente, direttivo e tutti i nostri collaboratori, perché questo torni ad essere. Un grazie particolare a Barbara Gallo per l'aiuto che ci sta dando in modo da poter continuare il progetto di questa società. Un grosso saluto e un grazie anche al nostro segretario Luciano Vianello, che dopo 20 anni di duro lavoro ha espresso il desiderio di prendersi un periodo di ferie. Credo che oltre a Luca Zane tutto il direttivo e tutta la società debba ringraziare Luciano Vianello per il lavoro svolto nei confronti di questa società e dei loro atleti. Un grosso applauso a Luciano, grazie. Vogliamo chiudere questo anno di serenità e ripartire subito per la nuova stagione con un nuovo e grande progetto sportivo ricco di molte novità. Auguro a tutti voi un buonissimo Natale e un felice anno nuovo, il vicepresidente Luca Zane. Allora, iniziamo un attimo, è nostra intenzione far conoscere tutti i collaboratori della Laguna. Allora, prima di passare ai ragazzi, desidero